Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. La puntata di oggi di Made in Polesine sta per iniziare ancora una volta, vedi, anche in questo periodo natalizio noi siamo sempre qua, non molliamo mai. Anche a Santo Stefano, dopo aver mangiato come non si dovrebbe mangiare, bufali, come dei bufali. Buongiorno ascoltatori, passato bene Natale? Buongiorno, benvenuti. Tutto bene? Sì, trascorso adesso. Sì, Natale di solito si mangia, si sta bene. Ancora insomma siamo, come abbiamo già detto, abbuffati per queste festività natalizie, però adesso un po' di calma insomma ci vuole, dai, assolutamente. Dicevo, questa è Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e adesso siamo pronti per iniziare, anzi per leggere i titoli che andremo a affrontare in questa nuova puntata di Made in Polesine. Allora, scoppiettante, come sempre, è sempre scoppiettante. Vai. Allora, tempo di festa. È finito così. Così è cortissimo il primo. E poi Rovigo Logistica d'Italia. Brava gente, officine sociali. E poi brava gente, protezione civile. Tutti bravi in questo periodo. Di Natale sono tutti buoni. Anno nuovo, propositi nuovi. Questi sono i nostri titoli che andiamo a sviluppare quest'oggi all'interno di Made in Polesine. Ci sentiamo per una brevissima pausa e torniamo. Allora, primissimo argomento di oggi che andiamo ad affrontare, e parliamo di questo tempo di festa, tempo natalizio, insomma, queste festività insomma, che stiamo tuttora vivendo. Cosa dire? Allora, niente, partiamo da un presupposto economico. Allora, com'è quest'anno, come sono state quest'anno le feste? Abbiamo visto negli ultimi giorni un po' di corsa nei negozi, però effettivamente fino alla settimana scorsa c'era veramente poco movimento. Sì, è vero. Tanto per fare un po' di dati, purtroppo premettiamo, questa puntata va a finire bene, però ha un happy end, però all'inizio cominciamo a vedere un po' di rogne che ci sono nel nostro territorio. Io prendo spunto da un post di una nostra amica di Adria, che è una commerciante barista famosa, non diciamo il nome, ma comunque ciao Sabrina, che dice che in 28 anni di bottega io non ho mai visto un dicembre così triste. E oggi un collega commerciante mi ha detto: in 40 anni di bottega qua non ho mai visto un Natale così. Tra l'altro aggiunge anche nel post, come se non bastasse, ci sono i vigili che fanno le multe, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Però c'è ragione, in questo periodo per Natale sarebbe, visto che siamo tutti buoni, un po' di clemenza, dai. No, niente. Però ecco, diamo un po' di dati purtroppo della nostra provincia, che da una parte, e ne parleremo nel secondo post, abbiamo delle prospettive ottime perché sta diventando un centro della logistica importante, perché ci sarà l'insediamento di Amazon eccetera, però dopo ne parliamo. Però tanto per fare dei numeri, parlando del Basso Polesine, andiamo al porto, hanno chiuso 9 Once, Batta, ci sono un sacco di negozi e bar che stanno chiudendo. C'era sul giornale di martedì del Gazzettino un sciopero di 35 commessi dell'Iper Simpli di Borsea, quindi effettivamente la situazione economica in Italia in generale, ma soprattutto qua in Polesine, non è delle migliori. È un po' l'offensiva dell'online, e vabbè, è un po' questo, è un po' quest'altro. Fatto sta che troppi negozi, troppe attività stanno chiudendo. C'è una moria veramente di piccoli negozi e piccole attività. Che di mestiere vendiamo pubblicità fondamentalmente, lo tocchiamo con mano tutti i giorni. Ce ne rendiamo conto che andiamo nelle attività e c'è un avvilimento generale, effettivamente non stanno guadagnando. E quando cominciano a lavorare, lavorano perché ci sono gli sconti, c'è il Black Friday, c'è questo e quest'altro. Una volta si facevano gli sconti dopo il 9, neanche il 6, dopo il 9 di gennaio. E via. E quindi niente, solidarietà soprattutto per chi fa commercio, chi fa il commerciante, l'artigiano in questo momento qua. E forse più che parlare di tante altre cose bisognerebbe parlare anche di questi, i nostri governanti, trovare la maniera per agevolare, per non strozzarli, perché poi dopo tutti dicono il lavoro più o meno è come gli altri anni, però non ci stiamo dentro con le spese. Esatto, sì, e quindi questo è. O i nostri governanti non le ascoltano queste cose qua, o non possono ascoltarle, può anche che sia anche questo. E non pensare male si fa peccato, però non vorrei che ci fosse un disegno
generale per far chiudere le piccole attività che fino a ieri erano una struttura sociale e economica del nostro paese, dell'Italia in generale. Quindi solidarietà ai nostri amici commercianti, artigiani, baristi, ristoratori, tutto, tenete botta, vediamo se riusciamo con i nostri governanti, ci credo poco, ci credo poco a superare questo momento. Non sappiamo, io personalmente non lo so, non so se tu hai qualche ricetta da consigliare, però io personalmente non ho nessuna ricetta da consigliare. È un po' difficile trovare. Esatto, poi dopo c'è anche questo problema dell'online, dell'e-commerce che sta veramente mettendo questi stanno veramente massacrando i negozietti ulteriormente i negozi, e quindi vabbè, detto questo, solidarietà e anche a voi buon anno. Buon Natale abbiamo fatto la settimana scorsa, buon anno. E quindi dai, va bene. Siamo con voi. Siamo con voi. Dai. Ci sentiamo tra pochissimo. Tra poco, però siamo con voi. Tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Il nostro secondo step che stiamo per affrontare all'interno di Made in Polesine, come sempre in questo periodo natalizio, una buona notizia, insomma, Rovigo Logistica d'Italia. Cosa vuol dire questo titolo che si pronuncia positivo, insomma, ecco. È positivo senza dubbio. Abbiamo parlato dell'insediamento di Amazon che aprirà appunto ad aprile a Castel Guglielmo, sono circa 2.000-2.400 persone impiegate, quindi sarà una cosa importante. Notizie degli ultimi giorni, anche Zalando, altro grosso boss dell'e-commerce, probabilmente metterà la logistica nella Traspolesana. Perché la Traspolesana ha questo vantaggio di essere collegata con Verona, con 2 autostrade, sia quella che va a Vicenza che quella che va, parlo piano? No, va bene, sì. Quella che va a Vicenza che quella che va a Bologna, Padova, quindi è molto ben servita. Che collega un po' il nord Italia, esatto, quindi naturalmente com'è che facciamo? Siccome siamo come Taffazzi, che quando poi le cose potrebbero andare bene ci picchiamo sui maroni, allora proprio di questi giorni ci sono le polemiche perché Amazon ogni giorno circoleranno non meno di 500 camion, l'arteria potrebbe scoppiare, saranno mezzi green a circolazione. Questo per quanto riguarda i sindacati. Ma una volta che abbiamo un insediamento importante a Rovigo, teniamocelo stretto, e se il problema è la viabilità, perché la Traspolesana deve essere rimessa a posto, rimettiamo a posto una Traspolesana e non pensiamo di chiudere perché altrimenti se poi arrivano le infrastrutture e poi ci lamentiamo perché dopo c'è troppo traffico, c'è troppo inquinamento, non ne veniamo fuori assolutamente. E poi, per la Federazione Italiana del CGIL, un elemento prioritario è la rottura del meccanismo dei subappalti e dei continui cambi d'appalto che riportano costantemente i lavoratori in una situazione di precarietà e soprattutto hanno regimi di lavoro quasi da schiavi. Ci sono quasi da schiavi. Si lavora, ci sono dei turni da rispettare. Ci sono dei turni da rispettare, vabbè, insomma, non vogliamo fare polemiche, no, però assolutamente no. Per una volta che abbiamo questa opportunità, è vero che nello step precedente abbiamo detto che l'e-commerce potrebbe creare problemi, però visto che c'è, proviamo a cavalcarlo, perché 2.500 persone porteranno un indotto sicuramente straordinario. Vedrete che fra un paio d'anni le case di Castel Guglielmo, che fino a ieri costavano, te le regalavano, perché chi va a abitare a Castel Guglielmo? O a Canda, senza nulla togliere. Canda c'ha 800 abitanti, quindi pensate voi cosa. Però probabilmente con l'insediamento di Amazon eccetera eccetera, che poi creeranno indotto, se ci saranno 500 camion al giorno che girano, ci saranno anche problemi di avere un meccanico a portata di mano, distributori, tutto quello che ne consegue. Approfittiamo di questo, lasciamo un po' le polemiche, salvaguardiamo naturalmente che ci sia, ma siccome sono gruppi talmente forti che non si possono permettere di essere chiuse perché non so, perché li trattano male i lavoratori, questo non lo faranno mai, no, assolutamente saranno sempre borderline, al limite, però la salvaguardia ci sarà sicuramente. Quindi una volta stiamo un pochino tranquilli e approfittiamone di questo e vediamo come va a finire poi la situazione. Anche perché ormai lo fanno, chi è passato sulla Traspolesana non è che è un progetto che si farà, è un progetto che c'è. Abbiamo già perso con l'IKEA aveva preso 90 milioni aveva speso 90 milioni di euro o 60 milioni per fare qualcosa ad Artrar qua e
Villa Marzana e poi ha hanno bloccato deciso tutto. che non si farà più. Adesso bisogna pagare le multe anche. I vertici hanno deciso che... No, il comune di Arquà. Ma anche i vertici però non sono stati molto... I vertici di Ikea? Sì, però dai, no, i vertici di Ikea... non entriamo in queste... Allora, i vertici di Ikea, forse sarò smentito, però i vertici di Ikea volevano farlo. Villa Marzana aveva dato l'ok, Arquà un po' meno. Ma questa è un'altra storia. Dai, allora ci separiamo per una breve pausa perché stiamo sforacchiando un po' i nostri tempi a disposizione. Ci sentiamo tra poco. Allora riprendiamo Medi Polesine questa settimana come sempre su Div FM, Radio Colbero Rovigo e Medi Polesine Web TV. Vi ricordo che la prima messa in onda di Medi Polesine è il giovedì tra le 13 e le 14, poi successivamente in replica anche il sabato tra 11 e le 11 e mezzogiorno. Quindi oggi siamo a Santo Stefano e siamo... Se ci ascoltate poi di sabato non siamo a Santo Stefano. È ovvio, insomma. Vabbè, allora dai, altro titolo, Brava Gente, Officine Sociali. Allora, abbiamo due titoli molto simili. Sul Brava Gente, perché? Sì. Perché la struttura importante che ancora tiene botta qua in Italia sono i volontari. Potremmo parlare della Proloco, potremmo parlare di qualsiasi dei cori, potremmo parlare di chi fa volontariato in tutti i sensi. Abbiamo scelto due che conosciamo perché abbiamo seguito molte delle loro operazioni. Primi tra tutti ricordiamo Officine Sociali, che è un'associazione di Ariano che noi sottolineiamo perché è in prima linea per l'assistenza ai malati di Alzheimer. Il 19 dicembre, per esempio, hanno regalato in compagnia delle persone anziane un pranzo con circa 70 persone, il grande cuore della solidarietà e della vicinanza degli anziani e di casa qui, e tanti auguri a tutti era lo slogan di questa. Quindi naturalmente, ma poi dopo io ho seguito alcuni convegni fatti e organizzati appunto da Officine Sociali sull'Alzheimer, molto importanti. Perché l'Alzheimer è una malattia che non si cura purtroppo, ma però che vede in prima linea i familiari che, se sono lasciati da soli, non ce la fanno. Quindi bravi. Quindi, visto che vogliamo ringraziare in questo periodo post natalizio e pre 2020 tutti i volontari, non solo quelli di Officine Sociali, ma tutti i volontari che si prodigano per gli altri. Bravi, veramente bravi. A noi fa piacere ricordarvi perché siete veramente straordinari. Bene. Bravi. Bene. Allora dai, ci separiamo, breve pausa, caffettin e torniamo tra poco. Perfetto. E siamo pronti per continuare Medi Polesine di questa settimana. Adesso un altro titolo molto simile, almeno per quanto riguarda la scrittura, sempre Brava Gente, però in questo caso Protezione Civile, quindi un po' ci agganciamo a quello che è il titolo che abbiamo affrontato prima. Ecco, abbiamo appunto scelto, dicevamo prima, due associazioni di volontariato importanti. Da una parte un'associazione strettamente polesana, Officine Sociali, e poi dopo invece la Protezione Civile, che è a carattere nazionale. Dico la definizione di protezione civile ricavata da Wikipedia. Indica enti e soggetti sia pubblici che privati che svolgono attività assimilabili alla difesa civile o comunque finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni, dal pericolo di danni che persone o cose potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni causate da disastri naturali o disastri di altra natura. Detto questo, quando succede la piena del Po, in prima fila, in avanguardia c'è la protezione civile. Terremoti, protezione civile. La protezione civile del mio paese, per esempio, è stata anche in prima linea all'Aquila, hanno seguito. Poi naturalmente si spostano, sì. Allagamenti ci sono, succede qualcosa, ci sono. Trombe d'aria, ricordiamo sia la tromba d'aria del 10 agosto di 2 anni fa, ma anche il fatto delle cavane di Scardovari distrutte il 12 novembre, loro c'erano. Quindi chapeau veramente alla protezione civile, a tutti i volontari, a una delle cose che funziona meglio in Italia, e niente, vi ringraziamo veramente. Soprattutto anche i volontari, che sono veramente tanti, anche perché poi magari non ci si rende conto, però sono veramente tanti quelli che decidono, ma si mangiano giornate di aiutare. Per esempio, devi portare i bambini tra la scuola, non so, e il teatro, ci sono sempre loro. Esatto, sì. E non sono tutti pensionati, c'è molta gente che probabilmente
rinuncia il loro lavoro per fare questo. aiutare. Bravi. Veramente chapeau, anche in questo caso. Chapeauissimo. Dai, tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. E ripartiamo nuovamente in diretta e adesso ultimo titolo, ma non per questo, come sempre diciamo, meno importante, anno nuovo, propositi nuovi. Allora, titolo questo. non è un decalogo, ma 7 punti che secondo noi sono importanti da ricordare per l'anno nuovo. L'abbiamo detto l'altro giorno per Natale e lo ripetiamo adesso per l'ultimo dell'anno. Trovare un po' di tempo per gli altri, molto importante, non ne siamo egoisti. Fare una vita più sana, qua ce lo diciamo anche noi stessi. non è proprio che abbiamo una vita perfetta, muoversi, non eccetera. siamo noi quelli che dobbiamo insegnare questo proposito. Però, nel caso abbiate un partner radiofonico come Davide, non arrabbiarsi. Sei un amico, sei un amico. Poi, prima di dire le cose, informarsi. Una delle malattie più grandi è la fake news, quindi attenzione, informatevi prima di dire. E magari, e lo dico io che sono un impulsivo, prima di dire qualche minchiata contiamo fino a 10, anche fino a 11. Vabbè. Dai. Importante, e lo dico sempre al mio amico Davide, non dare sempre la colpa agli altri. Ma perché il punto di riferimento dei tuoi problemi sono io. E soprattutto essere più gentili. E questo è l'augurio. Non fai riferimento a me. No, tu sei una persona squisita. No, al di là di tutto, almeno. lo dico così proprio da amico. Collaborare con Davide Milan è un piacere. Ecco. E tanto però tu dovresti dire, sai che invece tu non l'hai neanche detto. No, volevo dire che sei un po' ruffiano. Quindi sappiate il clima che c'è qua da noi. No, a parte gli scherzi, insomma, noi adesso è da un po' di tempo, insomma, che collaboriamo, facciamo anche questa trasmissione tutte le settimane insieme e lo facciamo perché siamo molto affiatati e praticamente siamo molto la tosse quando poi dice le bugie, siamo molto affiatati, allora insomma ci viene spontaneo, insomma, queste cose qua. Pinocchio aveva il naso che si allungava e lui tossisce. Vabbè, veramente grazie di tutto, grazie che abbiate un grandissimo buon fine anno e inizio delle prossime. Ok, va bene. Da parte di tutto lo staff, lo staff, non solo da noi. Va bene, ci sentiamo tra poco. E allora siamo veramente nella fase conclusiva di Made in Polesine di questa settimana, ma anche di quest'anno, perché questa effettivamente è l'ultima puntata del 2019, quindi l'appuntamento è rinnovato ovviamente per la prima puntata il prossimo anno, quindi 2020, quindi già 2020. Perché mi sembra ieri che abbiamo festeggiato il 2000. Il 2000, sai, doveva succedere poi il finimondo. Ma anche a voi sembra c'era il tempo... l'Apocalisse invece. Sì, nel 2020 siamo oramai 1000 non più 1000. Sono passati 20 anni, pensa. Ma voi non vuole il vento il tempo come vuole a me. Mi giro, sono passati 20 anni. Sì, è una cosa che sarebbe niente. Vuol dire che stai bene, insomma. Sì, sarebbe niente, però sai, qua aggiungiamo anni. Vabbè, con questa nota di malinconia. Vai. È stato un piacere tutto quest'anno star con voi, certo. Sono già 4 anni che facciamo il nostro programma e quindi vi auguriamo di seguirci per altri 20 anni. Bene, naturalmente da parte mia e da parte di Leandro Maggi l'augurio di un buon fine settimana, di un buon weekend, un buon inizio 2020 e ci sentiamo il prossimo anno con l'anno nuovo. Pensa, 2020 saremo ancora qua. E là, miseria. Ciao a tutti. Da parte mia, da parte di Leandro Maggi, naturalmente il countdown non può mancare. Allora, 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Ciao. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.